Le regioni autonome hanno una loro motivazione legata alla storia. Possiamo discutere di una maggiore attenzione e di interventi, ma non esiste né l'ipotesi di secessione né di ulteriori forme di autonomia. O a tutti o a nessuno. Così il premier Matteo Renzi, durante una delle sue dirette social da Palazzo Chigi, boccia l'ipotesi del Veneto regione autonoma. Ecco la replica del governatore Luca Zaia. Sicuramente ha detto la sua opinione, però è altrettanto vero che la legge non lo proibisce e la Costituzione che spesso sventola Renzi e difende Renzi è quella Costituzione che può essere modificata legalmente in democrazia per dare l'autonomia al Veneto. Mi piacerebbe sapere cosa andrà a dire Renzi ai suoi rappresentanti nel territorio del Veneto quando si sa benissimo che il tema dell'autonomia in Veneto non è un tema di destra, di sinistra, della Lega o di qualcun altro, ma è un tema dei veneti. Per cui Renzi con queste dichiarazioni si dimostra anni luce distanti dal Veneto. Quelle di Renzi sono solo opinioni, spiega Zaia. Il progetto di autonomia e il referendum ammesso dalla Corte Costituzionale aveva già trovato il giudizio favorevole anche dalle forze politiche opposte a Zaia. Per la prima volta nella storia i veneti potranno finalmente dire la loro in maniera ufficiale, con un seggio elettorale, con una cabina elettorale, con delle schede vere, con gli scrutatori, circa l'autonomia. E non è una gentile concessione del governo, lo voglio ripetere, non è una gentile concessione del governo. Noi abbiamo vinto una causa contro il governo perché il governo aveva impugnato la nostra legge per fare il referendum e la Corte Costituzionale, non il circolo della briscola, la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi e torto a Renzi.